Sabudda. Bella ragazzi, qui è Sabudda e siamo tornati su Battlefield vicino a tanti carri armati. E sto facendo un video su Armored Kill. Allora, innanzitutto bisogna capire come. Proviamo a fare una cross the map. Guardate che... Ah, questo spara però. Come si cambia l'arma allora? Vabbè, questo spara e basta. Oddio, oddio. Allora, acceleriamo. Dicevo, siamo su Armored Kill. Perché non voglio fare ancora Aftermath. Perché intanto, se vedete il Big Full HD. Mamma che lento questo carro però. Il Big Full HD del nuovo, della nuova scheda video. Intanto mi sto schiantando. Oddio. Dai, però. Ok ragazzi, c'ho la sensibilità del mouse a puttane. A proposito di nuovo mouse, devo farmi anche il nuovo mouse perché altrimenti sono proprio nella merda. Dai, abbattilo, abbattilo. Vediamo se ci riusciamo, raga. Ricarica. Mamma, ma che figata sono i nuovi carri. Vai che lo stiamo buttando giù, raga. Dai che lo stiamo buttando giù. Dai che lo buttiamo giù. Cos'è? Ah, si è lanciato lo stronzo. Ma io non ti faccio vivere. No, no, no. Ragazzo mio, io vengo a prenderti. Prendiamo lo svincolo qua. Scheda video nuova ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Adesso io sto giocando in Battlefield tutto a ultra, tutto full. E lo sto registrando in qualità ultra uber HD. Allora però questo coso distrugge tutto, non smuove una macchina. Ma cos'è? Allora, io direi anche di passare e andare a cercare di conquistare qualcosa dei nemici. Mi sono messo la classe ingegnere perché verso là non c'è niente. Perché così ho il lanciamissili. Ma magari ci teniamo qualche across the mondo proprio. Allora, ma passiamo nel deserto. Ma io non capisco, queste mappe sono enormi. Cioè non è che non capisco, si capisce, però sono veramente enormi. Dopo cerchiamo di prendere... Sì, stavo... l'aereo, raga, l'aereo. Dai che cerchiamo di prenderlo. Lo voglio abbattere, raga. Sì, però... Ah, ma questa... Cioè, io ho proprio preso la contraerea, mi sa. Dov'è? Eccolo. Ah, no, quello è amico. Ho cambiato obiettivo perché quello è un po' più fermo, lol. Vai, Guardate che figata, guarda. Mamma mia, raga, cioè questo gioco è sempre più spettacolare. Qualcosa di devastante. Io ci ho ricominciato a giocare questi giorni perché dicevo con la scheda grafica vecchia sì, andava bene, andava anche, ve lo ricordo che andava abbastanza bene. Però adesso è qualcosa di... No, no, mi hanno loccato, mi hanno loccato. Non ci sono i flare, vero? Esci, esci, esci. Fuggi, fuggi. Allora, siamo in mezzo al deserto, raga. Ok, siamo morti. Con la vecchia scheda video era figo. Però c'è tutta un'altra cosa adesso. Sto registrando proprio in full HDations. Allora, no, dai, dai. Dai, dai, prima che me lo fottano. Spawna, porca Eva, me l'hanno fottuto. Come cambia il posto? Vabbè, noi aspettiamo che lui ci porti in giro. Anzi, ho un'idea. Dammi subito questo. Vediamo se riusciamo a beccare qualcosa. Vai, gira, gira, gira. Mamma. Quello era un piccione. Non c'è nessuno? Ci sono i miei compagni. Abbiamo perso C. Vediamo. Stai un po' fermo, stronzo. Boom. Raga, io mi lancio. Apri il paracadute, aprilo. Mi sono fatto male. Andiamo. Questo l'ho ricaricato, sì. Sì. No, non mi sta bene che mi ho perso C. Tattici, tattici, raga. Allora, vediamo un po'. Intanto qua non si sale. Tattici, vado a spaccare i vetri. Vabbè. Allora, C è là. Lì c'è un quad. Oh mio Dio, raga.
Vi ricorda qualcosa il quad? A me sì. Se il quad vi ricorda qualcosa, lasciate un like. Se non vi ricorda niente, andate a guardare il vecchio, l'ultimo Battle Buddha, se non sbaglio. C'era il quad, Epic Quad. Tutti erano convinti quando avevano aperto il video che avevo fatto una quad feed. Invece ero lì con quella cazzo di macchinetta che... No, me lo sta fottendo. Non è possibile. Aspettami. Che figlio di puttana. Cosa prendo io? Eccolo, eccolo. Aspetta però. Porco disco. Oh. Non ha... Cioè raga, siamo mezz'ora che giochiamo e non abbiamo ancora trovato un nemico. Quanto manca alla fine della partita? Tipo sempre. Ma infatti penso che ci diamo tipo un obiettivo. Fare un... No. Ops. No, l'ho lisciato. Beh, ma così tanto lontano è? Preso. Dai che le manca uno e lo distruggo. Sì, Ciccio, dove stai andando? No, guardate che figlio di puttana. Andiamo a prenderlo, raga. Questo è nostro. Prima che mi fottano però, perché lì c'è un elicottero nemico. Ma soprattutto non lo vedo. Ah, eccolo. Ma guarda che coglione che sono. Che rinculo di merda a quest'arma. Ma cambiamo subito. Oh, schifo totale. Cambiamo, regà, perché era una cagata di arma. La svalla. La sfalaga, come direbbe il mio amico. Cantiere, volevo sparare su C. Cosa mi consigliate? Mica la K74U, ma... Scusate la tosse che mi sta tornando. La K74U mi piace, però personalizza, vediamo un po'. Con cosa la mettiamo? Col Cobra ci sta bene, l'impugnatura per forza, qua non c'è un cazzo, minion laser. Boh, non serve a nulla. Vabbè, sì, mettiamolo, giusto per non lasciarla senza nulla. Schierati. Me da bibine io. Occhio. Cos'è? Oddio. Mica raga, il giorno che ne prendono uno così voglio i soldi. Mamma. Ah, qua c'è un carro. Ma io le prendo i nemici oppure c'è in mezzo al flash talmente grandi che non si comprendono un bel lugazzo. Allora. Mori, figlioccio. Ce l'abbiamo fatta, raga. Ah! Qua c'è il quad. Abbiamo perso un obiettivo. C. Stiamo scherzando. Dov'è il negro? Eccolo. Mori! Puttana, fa sempre questo figlio di gnocca col P90, Ma poi guarda, rimane fermo lì, non te lo sposta. Vabbè, contento lui. Cos'è questo? Il Pantisir è l'anfibio, no? Ma vediamo dove sono gli amici. Quello campera, questo lì, questo qua. Eccolo. Mamma mia, raga. Non ho neanche dopo che ho reinstallato Battlefield non ho neanche risistemato la sensibilità degli aerei e queste cose qua. Infatti adesso mi schianto subito. Eccoci qua. Oddio. Gira, ok. Vai, spariamo. Mamma. Ma quanto è bello. No, no, no. Mi hanno loccato. Flare subito. Non frega niente. Eccolo, guarda, guarda che mi schianto. Oh, eccolo. Se riuscissi a volare. Gira, Cristo Re. Come si andava più veloce? Madonna, che casino. Sono finito fuori dal mondo io. Ecco, lì c'è un aereo, raga. Mamma mia, se ti prendo, cosa ti faccio?
Madonna. Comunque ho notato che ultimamente su Giovanni Tubo, che per me sarebbe YouTube, flare subito, flare. Su YouTube mi hanno colpito. Maniera evasiva. Cosa evasiva? Scendi, 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 scendi. Bavangul. Cos'era questo che mi ha bloccato? Su YouTube ci sono pochissimi video su Battlefield ormai. Veramente ne sto vedendo veramente molto pochi. Allora, C è vicino a B. Ma dai. Così andiamo a provare a prendere B a 55. Qua dovrebbe esserci un... Mamma. Mamma. Aspettami, troione. Sposta questa schifezza. Ci stanno mirando, genio. Vabbè. Come vuoi, me ne vado perché tu sei un pirla. Allora, qua avevo visto il nemico con la mappa. Ci sono nemici qua. Mamma, cosa vedono i miei occhi? Doppia! Qualcuno mi punta, ma io voglio andare a prendere anche l'altro. No, cos'è, cos'è? Dov'è? Minchia, questo è andato a camperarsi nelle villette. Mamma mia, raga, che... Ma che maestro. Ma che forti siamo. Oh, eccolo là, un altro. Ho fatto esplodere il carro. E la Peppina. No, mi ha one shottato. Non è possibile, io li detesto. Da quanto cacchio stiamo aspettando? Sono le 2:40 di notte, raga. Sono le 2:40. Io direi di farci... No, cannoniera, Avok. No, ecco, lo sapevo che me l'avrebbero inculato. Vabbè, l'importante è che questo sappia guidare un minimo. Tipo, ti stai schiantando. Che bello il mare. Minchia, vola più in alto che non vedo un cazzo, se no. Oi. Questo si schianta nella gru, raga. Io mi sto fidando troppo. Dai, andiamo a prendere C. Vai a prendere C. Eccolo. Muori. Mica. Gli sta andando addosso, però. Ma è morto? Eccola là. Con cosa ci hanno ucciso adesso? Ci credo, gli vai a 1 metro, Cristo santo. Ci credo, cazzo, che ti colpisce. Madò. Abbiamo tutte le bandiere. Vabbè, io spawno sempre su C, raga. Mamma, su computer questo gioco. Oddio. Abbiamo perso l'obiettivo. Ma che bug è che se lo metto così non si vede il mirino. LOL. Dicevo, su PC questo gioco è qualcosa di spettacolare. Cioè, io ci ho giocato sia su PC che su console. E c'è veramente la differenza, ragazzi, è qualcosa di... non lo so. Cioè... a parte adesso, a parte in generale con la varietà di gioco, perché qua siamo in 8 miliardi. Eccolo. Porca madosca, però. Cioè 4-6. Comunque non gioco da un casino a Battlefield, quindi sono ancora più scarso di prima. Comunque dicevo, la varietà, mamma, si può arrivare ai 64 giocatori così. Il gioco è più fluido. È tutto... No, dove sono spawnato? Su, E chi l'ha deciso? Ragazzi, io direi che questo deserto non è il caso di farcelo. Andiamo su e cerchiamo un mezzo. Diciamo, dai, l'ultima vita. Nell'ultima vita cerchiamo di andare in positivo. Dobbiamo fare 4 kill, così quando muoio ho fatto 8-8, finisco. Ah, lì c'è un carro però. Mi sa che prendiamo questo. Anzi, prendiamo il quad che è più overpower. Mamma. Vai, guardatelo Sapuda con l'RPG. Andiamo nelle dune. Mi fa male la bocca perché la Befana mi ha portato 6.000 chupa chups. E io ovviamente al posto di ciucciarli, perché io non ciuccio, li mastico. E mi spacco la bocca. Oddio, oddio, piano. Piano.
Allora, se non sbaglio qua c'era lo sbocco. No, 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 però qua dietro c'è un nemico. Proteggiti, proteggiti. Cosa ho visto? C'era qualcosa che mi sparava. Allora, qua vedete che ci sono dei nemici. Ce n'è uno là. Io lo voglio prendere, quello. Uno. Dobbiamo farcene 4, raga. Assist. No, 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 no. No, 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 no. Porca pupazza. Vabbè, raga. No, io l'ultima vita la voglio fare. Non l'accetto, non l'accetto di andare in negativo. Devo fare l'ultima vita. Stiamo giocando da 42 anni. L'Avoc è mio. Porca stronza, sta già partendo. Sì. E allora ci prendiamo. Andiamo su. L'aereo. Mamma. Faccio cagare con l'aereo, ma raga, mi diverto troppo. A volte mi scoppia appena parto, però non so perché. Eccoci qua. Lì ce n'è uno. No, 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 no. Ok, non avevo visto la gru. E meno male che c'ho il full HD. Ma che sono totalmente rincoglionita. Guarda il triangolino. Come si chiama che... Mi sono... Poi sfortuna. Mi sono ucciso... Cannoniera. Cannoniera, ragazzi. Dammi la cannoniera. Mamma. AC-130, raga. AC-130 per lui. Non colpisce un Cristo. Beh, impariamo a usarla insieme. Eccolo là, vai. Ma come fanno a loccare la cannoniera? Sì, ma sto qua. Oh, adesso riusciamo a prenderlo, va. Nemico ucciso, veicolo distrutto. No, 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 tira i flare, tira i flare, tira i flare. Hanno rotto il cazzo. Ma io direi che possiamo anche espellerci. Guardate dove atterriamo. Guarda, guarda. Sopra il fattone atterriamo. Dai, raga, ce ne mancano pochi per andare in positivo. Minchia. Raga, 2. Soltanto 2, tattici. Allora, cerchiamo di capire vicino a che bandiere stiamo. Siamo vicino a C. Qua è sempre brulica di orchetti, come direbbe Gandalf. Eccolo. No, quello era un carro. Ho flashato. Minchia, comunque è gran ritorno del Battlepud, raga. Io sono più fomentato di voi. Lasciate un commento, fatemi sapere se siete fomentati per il Battlepud. Se siete fomentati quanto me, un commento e un like, ovviamente. E fatemi sapere soprattutto quanto volete che durino le puntate di Battlepud. Perché se mi dite che tipo sono troppo lunghe, anche perché sto facendo un ultra full HD, non mi conviene farle troppo lunghe. Se mi dite che sono troppo lunghe, io le faccio un po' più corte, così magari è più piacevole guardarla di tanto in tanto. Ne uscirà uno alla settimana. E soprattutto, raga, questo video lo vedete giovedì. Domani è venerdì e carico un'altra puntata del Road to Gold. Anzi, no. Sì, dai, carico un'altra puntata del Road to Gold. E la prossima settimana finisce il Road to Gold dello sniper. Intanto qua corriamo anni e anni, non c'è niente, vabbè. Proviamo a conquistare A. No. No. Vabbè. Raga, io la concludo qua, perché sennò è troppo lunga. Minca, se è lunga, come direbbe il Piocco. Dicevo, domani oggi è giovedì. No, cannoniera. Ve lo dico mentre sto sulla cannoniera, mi dispiace. Allora, siccome domani è venerdì, volevo caricare un'altra puntata del Road to Gold. Perché? Perché mancano 4 puntate del Road to Gold, più o meno. E siccome però le ho registrate un casino di tempo fa, sto parlando di Black Ops 2, le ho registrate un casino di tempo fa, mi sembrava brutto, come dire, lasciare caricare raramente una cosa che ho registrato un casino di tempo fa. Perché veramente, cioè, è brutto, non so, è come... A parte che sono atterrato alla fine della terra, ma vabbè. Mi sembrava brutto perché... Dico, vabbè, io l'ho già registrate quelle cose, mancano poche puntate, voi ancora mi state a scrivere i consigli e quindi dico, no, è un po' una presa per il culo, sembrerebbe. Allora ho deciso che ve li ricarico tutti quanti di Black Ops 2 e continuo a fare i glitch. E se ne trovo, perché non sempre si trovano glitch. O comunque live a cazzo di cane, con magari un obiettivo diverso ogni volta, me lo scrivete voi sotto il video.
E ad esempio io faccio l'obiettivo fai 8500 kill e 0 morti. Io se ci riesco lo pubblico e sotto quel video mi scrivete che cosa fare poi. E ci proviamo, andiamo avanti in avanti. E poi ho intenzione di fare 3 sorprese. Vabbè raga, io qua sono morto. 3 sorprese. State sintonizzati se vi interessano queste sorprese. Io qua vi saluto ragazzi perché il ritorno del Battle Pool da una puntata lunga ci stava. E ci sentiamo alla prossima, bella.